Noi speriamo che, vista la maggioranza che si è prodotta alle elezioni, il governo venga presto, ci sia presto un nuovo governo in carica, perché abbiamo bisogno di un governo che prenda decisioni. Bisogna intervenire a sostenere le famiglie, a sostenere le imprese, a concordare delle azioni europee senza le quali rischiamo che l'Italia da sola non ce la faccia. La campagna elettorale è finita e Gianfranco Refosco, segretario generale della CISL del Veneto, si augura che la fase di transizione che deve portare alla formazione del nuovo governo sia più breve possibile. La caduta di Draghi e le conseguenti elezioni si sono svolte quando erano già chiari i contorni della peggiore crisi economica del secondo dopoguerra, le cui conseguenze peraltro devono ancora verificarsi appieno. Davanti c'è un futuro con più ombre che luci. Noi abbiamo di fronte un autunno molto problematico. L'inflazione sta erodendo i redditi familiari. L'altissimo costo dell'energia, oltre che pesare sulle bollette, mette in difficoltà anche molte imprese, molte attività economiche che rischiano di fermarsi. Dentro a questa situazione noi abbiamo un calo di risorse, per esempio nei comuni, che di solito devono dare risposta alle persone in difficoltà, quindi rischiamo davvero una situazione esplosiva se non vengono presi provvedimenti sia a livello nazionale sia a livello locale molto velocemente. La CISL ha anche voluto manifestare la sua solidarietà a livello internazionale, accogliendo a Lido per 3 settimane alcune famiglie di prigionieri politici bielorussi, tra cui oltre 20 bambini e ragazzi. Questo rallentamento dell'economia è causato anche dal conflitto in Ucraina, è causato dall'atteggiamento della Russia che cerca di ricattare l'Europa a suon di aumenti del prezzo del gas. E quindi ancora di più per noi le azioni di solidarietà internazionale sono importanti.